Un altro femminicidio in Veneto a un mese di distanza da quello di Giulia Cecchettin. La vittima è una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, e il delitto si è consumato all'interno di una bifamiliare in aperta campagna a Spineda, una frazione di Riese Pio X. La giovane, madre di un bimbo di 4 anni e incinta del secondo da 3 mesi, è stata straziata da una serie di coltellate al petto e martellate alla testa. L'assassino l'ha colpita con una ferocia inaudita. A scoprire il cadavere è stato il compagno, Nicola Scapinello, 28 anni, di ritorno dal lavoro. I carabinieri hanno arrestato un kosovaro di 41 anni, Fandaj Bujar, un pittore edile che conosceva bene la vittima. I due avevano avuto una relazione terminata con una denuncia di lei per stalking. Sarebbe lui il presunto omicida della donna, una commessa del supermercato Eurospin di Riese. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 20 dicembre 2023. La prima notizia del giorno purtroppo riguarda un altro femminicidio in Veneto, nella nostra regione, nel Trevigiano, in particolare a Riese Pio X. La notizia su tutti i quotidiani di oggi, naturalmente. Abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Marco Filippi per i quotidiani del gruppo NEM. Vediamo i titoli della rassegna stampa di oggi. Uccisa all'ingresso della villetta dall'ex già denunciato per stalking. Commessa di 27 anni, madre di un bambino in attesa del secondo, colpita con 7 coltellate dall'uomo arrestato ieri sera. Ha cercato di difendersi in tutti i modi. Sulle sue braccia, i segni dei fendenti. Lui avrebbe usato un martello per forzare la porta d'ingresso, poi la violenza è inaudita. Questo lo leggiamo sempre sui quotidiani del gruppo NEM, che dedicano tutte le prime pagine al femminicidio appunto a Riese. Vediamo ancora i titoli: una relazione finita da tempo e i video usati per ricattarla. Lui e lei si erano frequentati, poi la rottura e la minaccia. Posto tutto sui social. Dopo la denuncia i carabinieri gli avevano sequestrato cellulare e computer. Questi i retroscena, i contorni del delitto. I quotidiani del gruppo NEM dedicano una pagina naturalmente al ritratto della vittima. Vanessa, la commessa col sorriso, una vita serena con Nicola e il figlio. Originaria di Castelfranco, si era trasferita nella frazione di Spineda una decina d'anni fa, lavorava all'Eurospin. Il compagno, l'attuale compagno, è piastrellista nell'azienda di famiglia. Il loro piccolo ha 4 anni. Ci sono le immagini e la didascalia recita: il ritratto di una famiglia piena di speranze. Vanessa Ballan, 27 anni, commessa all'Eurospin di Riese, era apprezzata da tutti per il suo sorriso e la cortesia con i clienti alla cassa del supermercato. I quotidiani del gruppo NEM mostrano diverse immagini di lei con il compagno Nicola Scapinello. I due appunto erano andati a vivere a Spineda di Riese. Nel 2019 era nato il loro primo bambino, da circa 3 mesi aspettavano il secondo. Ci sono le prime dichiarazioni, naturalmente le lacrime del sindaco: non trovo le parole, un Natale nel dramma. E poi, proseguendo sempre sui quotidiani del gruppo NEM, vediamo un'intervista di Alice Ferretti a Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna di Padova. La normativa non viene applicata, dice Zanni, si sottovaluta spesso il rischio, servono più risorse, siamo a €1 al giorno per donna accolta. La violenza di genere è trasversale, il 20% delle donne che si rivolge a noi del centro antiviolenza ha tra i 18 e i 30 anni. Queste altre dichiarazioni sempre di Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna. E poi ancora Giulia, l'orrore e l'escalation, 8 donne uccise nel 2023, sarà ancora lutto regionale adesso per Vanessa Ballan. In questo periodo sono raddoppiate le chiamate al numero 1522, il numero dedicato appunto, il numero antiviolenza. Bandiera a mezz'asta in tutta la regione Veneto nel giorno del funerale di Vanessa Ballan, quando sarà. Ma vediamo i titoli degli altri quotidiani. Il Corriere del Veneto, in primo piano naturalmente sempre il femminicidio di Vanessa Ballan. Vanessa uccisa con 7 coltellate, in fuga
Per ore preso il sospettato, trovata dal compagno in casa, Ariese Pio X era incinta, il presunto assassino la perseguitava da tempo. E vediamo la sintesi, il riepilogo del Corriere del Veneto. Aggredita in casa, Vanessa Ballan, 26 anni, mamma di un bambino di 4, commessa in un supermercato, è stata aggredita a casa sua nella mattinata di ieri a Riese Pio X. Prima è stata picchiata, poi accoltellata. Il ritrovamento. Il corpo della giovane mamma, ormai senza vita, è stato trovato dal compagno Nicola, rientrato per pranzo. È stato lui assieme a un vicino a dare l'allarme. I sanitari l'hanno trovato in stato di shock. Caccia all'uomo. Dopo aver lasciato la casa di Vanessa e Nicola, l'uomo sarebbe fuggito a piedi utilizzando poi il furgone della ditta per cui lavora come corriere. La caccia all'uomo poi è terminata alle 23:30. E quindi la denuncia. Gli inquirenti hanno fermato il presunto assassino, Bujar Fandai, che Vanessa conosceva. Lei lo aveva denunciato per stalking, lui la perseguitava e la seguiva anche sul posto di lavoro. Rabbia e sgomento, quindi a 2 settimane dai funerali di Giulia la strage continua. Abbiamo visto il lutto regionale, ma vediamo altre reazioni alla tragedia, partendo dalle parole dell'assessora regionale alle pari opportunità Elena Donazzan. È un'escalation di violenza, faremo un incontro sull'educazione all'affettività con i sindaci per costruire una comunità educante. Poi Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, proprio della circoscrizione di Treviso. Le parole non bastano più, dice Scarpa, dobbiamo agire subito, non so cos'altro debba succedere per farci capire l'assoluta priorità di questo tema. E poi ancora di nuovo Mariangela Zanni del Centro Antiviolenza di Padova: è necessario che mai manchi l'attenzione di società, politica e istituzioni. Come era stato per Giulia, serve un impegno costante da parte di tutti. 109 le vittime di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno e lo ricorda il Corriere del Veneto, 1522 il numero gratuito che accoglie le donne vittime di violenza e stalking, quindi il 1522 in questi giorni. Naturalmente in queste settimane il numero ha avuto una diffusione, è stato ripetuto anche dai mezzi di informazione e sono aumentate le chiamate al 1522, le richieste d'aiuto ai centri antiviolenza. Chiudiamo questa prima parte della rassegna stampa con la seconda pagina del Gazzettino, appunto dedicata ancora una volta al femminicidio a Treviso. Uccisa come Giulia dall'ex innamorato, fermato dopo la fuga, questo il titolo. Vanessa Ballan, 26 anni, incinta, colpita con 7 coltellate, agguato dell'uomo che lei aveva denunciato per stalking in ottobre. L'assassino ha forzato una finestra e sulle scale ha aggredito la donna che era ancora in pigiama. Questo leggiamo sul Gazzettino, appunto. E poi le parole delle colleghe al supermercato: era radiosa per la gravidanza, quell'uomo la importunava. Amiche e vicini fuori dalla casa del dramma descrivono la vittima come una ragazza solare e sempre di buon umore. Si conclude così quindi questa prima parte della rassegna stampa di oggi. È successo di nuovo, un'altra donna è stata uccisa da un altro uomo in Veneto, nella nostra regione. Ariese Pio X. Proseguiamo, anzi chiudiamo la rassegna stampa di oggi poi con altre 2 notizie flash. La prima riguarda ancora la vicenda delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in particolare della pista da bob, che non si sa ancora dove verrà realizzata, dove si svolgeranno le gare di bob, slittino e skeleton. Vediamo sui quotidiani del gruppo NEM: il braccio di ferro sulle Olimpiadi bob, la pista resta ancora un rebus. A Cortina serve 1 milione l'anno. Fondazione riunita sul nuovo dossier Monti, ma non c'è quello di Cesana, ed è allarme sui costi di gestione. Insomma, sembra che in qualche modo si continui a girare attorno alle ipotesi che già si conoscono e delle quali si discute da mesi. Decisione rimandata a venerdì. Fontana, presidente della regione Lombardia, dice: spero che la scelta ricada sul Veneto. Il sindaco di Cortina dichiara: le stime delle spese per tenere l'impianto sono in aumento, ci servono maggiori contributi, un percorso a ostacoli quindi. E c'è, questo è interessante, una intervista di Cofferro, del giornalista Enrico Ferro, a Maurizio Malo, professore di diritto dell'ambiente nell'Ateneo di Padova. La pista da bob, dice Malo, sarebbe uno sfregio alle Dolomiti UNESCO, lo dicono la Costituzione e l'Unione Europea.
L'Europa indica altre priorità, il tema non è politico ma giuridico. L'articolo 9 della Costituzione dice che la tutela ambientale viene prima di altri interessi. Insomma, un ulteriore punto di vista sulla vicenda della pista da bob, un punto di vista quindi più giuridico che politico, e che avverte appunto la pista da bob insisterebbe in un territorio patrimonio dell'umanità UNESCO, e questo costituirebbe uno sfregio e anche una violazione in qualche modo della normativa europea e di quanto dei principi previsti dalla Costituzione. Vediamo il Corriere del Veneto rapidamente. Bob, dossier Cortina sul tavolo, ma il verdetto ancora non arriva. Primo esame del nuovo progetto in fondazione, CDA rinviato, tempi comunque stretti. L'articolo qui è di Martina Zambon, mentre sui quotidiani del gruppo NEM a scrivere era Francesco Dalmas. Chiudiamo per oggi con l'ultima notizia flash, la troviamo sui quotidiani del gruppo NEM, riguarda una polemica che coinvolge Chiara Ferragni. Nuovo caso, dopo il Pandoro ci sono le uova di Pasqua per una onlus veneta. L'imprenditrice nel mirino per il progetto Con Dolci Preziosi, previsto un contributo all'associazione I Bambini delle Fate, e quindi il Codacons annuncia un altro esposto nei confronti di Chiara Ferragni. Sul caso Balocco adesso si muovono i PM, insomma vedremo anche questa vicenda, come proseguirà questa vicenda che coinvolge la nota influencer. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.